Devi dire che hai rovinato generazioni di studenti, questo stavo dicendo, da professore. Parole con cui il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, si rivolgeva al candidato sindaco di Venezia, nonché consigliere comunale uscente Giovanni Andrea Martini. Era il consiglio comunale del 26 marzo scorso. Sono stato insultato e delegittimato rispetto al mio lavoro di insegnante, dice il candidato per la lista Tutta la città insieme, che per questa ragione ha querelato Brugnaro. Questa querela assume inoltre un significato più ampio, legato alla tutela di un principio democratico fondamentale. Chi ricopre incarichi pubblici non può ritenersi autorizzato a insultare o delegittimare senza conseguenze. Il ruolo istituzionale richiede misura, senso di responsabilità e rispetto delle persone. L'iniziativa vuole anche riaffermare un principio essenziale dello Stato di diritto. Chi esercita funzioni pubbliche è tenuto, come ogni cittadino, al rispetto delle regole e dei limiti previsti dalla legge. Nessuno può considerarsi al di sopra di esse. Vi è infine una dimensione collettiva e testimoniale in questa scelta e un invito a non accettare passivamente linguaggi e comportamenti che contribuiscono a deteriorare la qualità della convivenza civile e del dibattito politico e pubblico. Un ringraziamento particolare va ai tanti cittadini che mi hanno espresso solidarietà e vicinanza e soprattutto ai miei ex allievi che mi hanno manifestato tanto affetto e stima. Confido che questa iniziativa possa contribuire a ristabilire un principio fondamentale della vita democratica. Il rispetto reciproco non è un'opzione, ma una condizione imprescindibile della convivenza civile e dell'esercizio delle responsabilità pubbliche.